Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito il sommario di oggi. Enrico Trantino è il nuovo sindaco di Catania, netta vittoria del centrodestra nella città più grande coinvolta nella tornata elettorale per le amministrative in Sicilia. Cassì si conferma a Ragusa, situazione in bilico a Trapani dove Tranchida si avvicina alla riconferma, Siracusa verso il ballottaggio. Resta forte il partito dell'astensione, l'affluenza nei 128 comuni al voto si ferma al 56,39%. A Catania il dato più basso tra i 4 capoluoghi. Sit-in dei lavoratori AMAP a Palermo. Dopo il blocco degli stipendi, sindacati e dipendenti hanno inscenato una protesta davanti alla prefettura. La missione Speranza e Carità di Biagio Conte avrà una nuova struttura per l'accoglienza dei bisognosi. Consegnata a Palermo il padiglione ex aeronautica alla presenza del presidente della regione Schifani. Meno di un mese alla maturità, scatta il conto alla rovescia. 500.000 di studenti italiani sarà alle prese con le 2 prove scritte stabilite dal Ministero, seguite dalla prova orale. Siamo andati in un liceo catanese a vedere come si preparano i ragazzi a scoprire il Tototema. Buonasera dal nostro telegiornale, apertura dedicata alle elezioni amministrative 2023. A Catania Enrico Trantino è vicino alla vittoria al primo turno. Il candidato del centrodestra è avanti nettamente nelle proiezioni e anche dopo le prime sezioni scrutinate. Lui non parla ancora da sindaco, ascoltiamola al microfono del nostro inviato Natale Bruno. Natale. Eccoci, in estremis ce l'abbiamo fatta, abbiamo qui l'avvocato Enrico Trantino, che ancora non sappiamo come chiamarlo, allora Enrico, lo chiamiamo solo Enrico, ma si va verso una percentuale alta, oltre il 60%, quindi salvo ulteriori novità che non arriveranno certamente, avrà questo compito, un compito arduo. Ma se dovesse essere confermato il risultato, a quel punto il mio patto con la città mi imporrà di dimostrare che mi sarò meritato questo consenso. Quindi la sfida è ancora più stimolante, con le difficoltà che non nascondo, ma nello stesso tempo con la consapevolezza di poter fare bene. Non perché abbia la bacchetta magica, nessuno si attende a risultati immediati, bisogna essere realisti, bisogna avere buonsenso, bisogna soprattutto avere la capacità di non abbandonarsi a un clima trionfalistico, perché questo è il momento della responsabilità. Qual è la prima cosa da fare per Catania? La prima cosa da fare per Catania è immediatamente verificare a che punto sono i vari progetti per il PNRR, in particolare per i piani integrati, che io stesso, assieme alla Giunta Pogliese, ho intercettato per un controvalore di 74 milioni di euro, ma che devo verificare, non avendo più potuto farlo da semplice cittadino, a che punto siano, perché non possiamo permetterci, con un cronoprogramma così fitto come quello imposto dal Ministero degli Interni e delle Finanze, di perdere un solo euro. E quindi domani stesso io spero di incontrare i tecnici responsabili affinché mi dicano a che punto ci troviamo. Grande stile quello del suo competitor Caserta, che l'ha chiamata nel pomeriggio, cosa le ha detto? Assolutamente, Maurizio Caserta, prima ancora di essere un competitor, è un amico, è una persona per bene ed è una risorsa. Quindi ci siamo sentiti con l'impegno reciproco a risentirci il prima possibile, perché poi siamo animati dallo stesso impulso, dallo stesso obiettivo, che è quello di cercare di avere una città come Catania merita di essere. Ha sentito la Meloni? Ancora no, perché la Meloni presumo sia molto impegnata in un giro di telefonate dato i successi in tutto il territorio nazionale dei sindaci di centrodestra. Probabilmente, come è normale che sia, attende che si consolidi il risultato fino adesso affidato solo alle proiezioni. Le chiedo una cosa privata, cosa le ha detto suo papà? Ci siamo abbracciati forte, perché noi parliamo più con lo sguardo che con le parole. Grazie al neosindaco di Catania, io lo posso dire, la linea torna allo studio. Grazie Natale. Dal candidato del centrodestra a quello del centrosinistra, Maurizio Caserta, che ha già riconosciuto la sconfitta, congratulatosi con Trantino. Ci colleghiamo con la nostra Emanuela Corsi. Emanuela.
Sì, Desiree, buonasera a tutti. Il candidato del centrosinistra, ma diciamo del fronte progressista, Maurizio Caserta, ha convocato la stampa già attorno alle 18:30 per parlare, per commentare quello che è stato l'esito di un voto forse inaspettato. Chiaramente si parlava di exit poll, di proiezioni, però il dato era veramente molto basso, era il 25% rispetto a quello del competitor principale, il leader, il candidato del centrodestra, appunto Enrico Trantino. Lui ha detto: abbiamo offerto alla città una valida prospettiva politica, quindi non è una sconfitta. Queste sono state le sue parole, ma l'inizio di un nuovo percorso politico che parte da qui e che sicuramente pian piano costruirà da queste basi anche una valida alternativa, appunto, a quella offerta dal centrodestra. Noi lo abbiamo sentito, ve lo proponiamo e poi direttamente linea allo studio. Se i dati sono questi, il risultato è abbastanza chiaro. Però noi siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Comincia da qua un percorso in Consiglio Comunale, con le risorse che ci saranno. Abbiamo offerto alla città una prospettiva politica che tra coloro che hanno votato è stata apprezzata da una minoranza. Ho chiamato l'avvocato Trantino per congratularmi, non sono riuscito ancora a parlare con lui. La città ha tributato a quella offerta politica una maggioranza ampia, è giusto che governino, è una fisiologia della società, della politica, e noi siamo parte di questa fisiologia. E torniamo in studio. Le amministrative in Sicilia danno il primo risultato certo. L'affluenza al voto è in flessione rispetto alle precedenti elezioni del 2018, quando si votò nella sola giornata di domenica. Nei 2 giorni, con la chiusura delle urne alle 15 di oggi, ha votato il 56,39% dei siciliani aventi diritto nei 128 comuni interessati. Il dato più basso tra i 4 capoluoghi è a Catania, con il 52,65%, con una flessione rispetto alle precedenti amministrative dello 0,48%. Tutte le province registrano il dato in calo, con Ragusa al 56,3%, Siracusa con il 55,02% e Trapani con il 54,75%. E adesso andiamo a Ragusa, dove si conferma sindaco l'uscente Cassì. In collegamento per noi c'è Lorena Dolci. Sì, grazie Desiree. Noi ci siamo trasferiti qui a Palazzo di Città, alle mie spalle stanno arrivando alla spicciolata i sostenitori del sindaco uscente riconfermato Peppe Cassì, lo attendono per festeggiare, una festa tutto sommato contenuta, fatta di pacche sulle spalle e di strette di mano, un po' all'insegna della sobrietà, come la misura e la sobrietà è stata la cifra di questo sindaco ex campione di basket. Per nulla misurata invece la sua vittoria netta. Lui, quando sono scrutinate la metà delle sezioni, già è volato al 66%, superando addirittura quelli che erano gli exit poll e sbaragliando i suoi 3 competitor. Questa era una corsa a 4. I cittadini hanno fatto un plebiscito, hanno premiato sia la sua scelta strategica di chiedere ai partiti un passo indietro, di farsi sostenere soltanto da 5 liste civiche, ma anche la sua amministrazione. Lui parla nell'intervista che adesso vi riproponiamo di un modello di buona amministrazione. Sentiamola e poi a voi la linea. Si è creato proprio un'empatia con i ragusani, mi fa piacere pensare questo, devo pensare questo visto il risultato. Quindi abbiamo anche impostato una campagna elettorale sulla scia di quello che è stato il comportamento durante questi 5 anni, cioè sobrietà, cioè moderazione, cioè un linguaggio sempre mai fuori dalle righe, con responsabilità. Io credo che i ragusani hanno apprezzato molto anche questo approccio, questo atteggiamento. Alla fine la gente ha premiato appunto la semplicità, ha premiato la concretezza, perché noi abbiamo lavorato tanto in questi anni, i risultati si vedono. Io dico sempre che un sindaco
viene giudicato sulla base di fatti verificabili. La gente ha verificato uscendo di casa che quello che dicevamo nella nostra comunicazione era qualcosa di reale, qualcosa di concreto. La città sta cambiando, la città è un modello amministrativo e non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono i numeri. La città di Ragusa ha delle qualità uniche, ma è una valutazione che chiunque viene a Ragusa da fuori fa e quindi alla fine questo è stato percepito. Situazione più incerta a Siracusa, dove si va verso il ballottaggio. Ci dice tutto in diretta il nostro inviato Angelo Gaiano. Angelo, mi senti? Buonasera Desiree, buonasera ai nostri telespettatori. Dicevi bene, dallo studio si profila il ballottaggio qui a Siracusa. Sì, ti sento perfettamente e quindi dicevo si profila il ballottaggio a Siracusa tra Ferdinando Messina e il sindaco uscente Francesco Italia. I dati in questo momento in nostro possesso per quanto riguarda le sezioni sono 24 su 123, Messina si attesterebbe al 32,8%, Italia al 23,54%, Giunta al 19,32%, poi ancora Garozzo all'8,96%, Bandiera all'8,63%, Mangiafico al 3,30%, Trigilo al 3% e Abdel Aziz, conosciuto con Aziz, all'1,15%. Diciamo subito che a Siracusa più che sulle sezioni si sta puntando su un metodo alternativo nelle segreterie politiche, quello di un conteggio dei voti validi che vengono scrutinati praticamente sezione dopo sezione. Non so se Francesco Caudullo mi può seguire, ma un movimento chiaramente leggero, e possiamo darvi dei dati che riguardano 24.991 voti che sono stati scrutinati fino adesso, con il 31,81% per Messina, 24,56% per Italia, 8,19% per Garozzo e poi Giunta è al 19,30%, Trigiri al 2,58%, Bandiera all'8,74%, Mangiafico al 2,86%, Aziz allo 0,83%. Fino adesso le schede bianche sono lo 0,22%, quelle nulle lo 0,88%. Vi dirò di più che Francesco Italia ha fatto sapere attraverso il suo entourage che non rilascerà, almeno lui, dichiarazioni ufficiali e dunque riguardanti proprio il dato che arriva dalle sezioni non prima che sarà stato raggiunto il 75% dei voti validi. Questa è la situazione dunque qui a Siracusa, dove, ripetiamo, si sta profilando il ballottaggio fra Ferdinando Messina e Francesco Italia. Per il momento è veramente tutto anche qui da Siracusa. Restituisco la linea allo studio. E andiamo a Trapani, dove la situazione è ancora in bilico. L'uscente Giacomo Tranchida, in forte rimonta, potrebbe spuntarla al primo turno. In collegamento per noi c'è Laura Spanò. Buonasera da Trapani, siamo nel comitato di Miceli. Vi do gli ultimi aggiornamenti che riguardano appunto le elezioni in questa città. Al momento ci sono 7.257 schede da scrutinare e il dato che riportano le varie segreterie sono 42% Tranchida, 37% Miceli, Brillante è al 13%, Garuccio al 7,12%. C'è grande attesa perché, dicevo, ancora mancano moltissimi voti e moltissime sezioni importanti sia per uno che per l'altro candidato, e quindi ancora si deve attendere per dire se a Trapani si andrà al ballottaggio oppure si andrà all'elezione diretta del sindaco stasera. Ma intanto, prima di lasciarvi, volevo dire l'ultima notizia che è arrivata una mezz'oretta fa a Trapani, e cioè che i carabinieri di Trapani hanno fermato e arrestato i genitori del neonato ritrovato nelle campagne di Paceco il 4 ottobre scorso. Si tratta di un ragazzo di 19 anni e una ragazzina di 16 anni che risiedono nel centro storico di Trapani. I genitori, questi due ragazzi, sono stati il ragazzo trasferito in cella al Pietro Ceruli di Trapani, mentre la ragazzina è stata trasferita a Roma in una struttura protetta per essere assistita da assistenti sociali e psicologi. È tutto da Trapani.
E continuiamo con la cronaca. Sit-in questa mattina dei lavoratori AMAP a Palermo, dove il blocco degli stipendi, sindacati e dipendenti hanno manifestato davanti alla prefettura chiedendo garanzie per il futuro. Marco Gullà. 33 anni è la prima volta che succede una cosa del genere, quindi siamo preoccupati e vediamo cosa decide il prefetto. Che dico, prendersela con gli operai non è stato corretto. Lui è un lavoratore dell'AMAP preoccupato, come tutti gli altri suoi colleghi, per una situazione decisamente delicata che in questo momento attanaglia l'azienda municipalizzata Acquedotto di Palermo e che fornisce il servizio idrico nel capoluogo e in oltre 40 comuni della provincia. A rischio ci sono gli stipendi per 700 lavoratori, ma anche utenze e forniture. Sono i primi effetti dell'inchiesta sulle presunte irregolarità per ottenere un prestito dalla Banca Europea degli investimenti. Il sequestro da 20 milioni congela le spese dell'azienda e questa mattina davanti alla prefettura sit-in da parte di lavoratori e sindacati. Il blocco dei conti correnti determina un'impossibilità materiale di erogare gli emolumenti di maggio e se la situazione non si sblocca il problema si procrastinerà anche nei mesi successivi. Quindi noi abbiamo già insieme alla Wiltec proclamato lo stato di agitazione, oggi ci aspettiamo delle risposte da parte delle istituzioni, da parte anche del Comune di Palermo. La soluzione la devono ricercare le istituzioni. Noi siamo qui perché vogliamo intanto difendere quelli che sono i diritti dei lavoratori e dei cittadini, perché l'azienda AMAP gestisce il servizio idrico in 47 comuni della provincia di Palermo e questa determinazione ha procurato e procurerà a breve un disastro di carattere socio-economico, ma lo potrebbe creare anche a carattere ambientale. La preoccupazione avvolge i lavoratori che ci dicono una cosa del genere non era mai successa, ci hanno sempre pagato puntualmente. Siamo, come dire, in allarme per diverse ragioni. Non era mai successo? Assolutamente no, non era mai successo, anche perché non è una cosa che è dipesa dall'azienda. È un procedimento penale, per cui diciamo è tutto da vedere. Preoccupazioni, sicuramente preoccupazioni, perché siamo un po' preoccupati. Lo stipendio è quello che ci mantiene, chi ha famiglia, chi ha problemi, chi ha mutui di casa. In questo periodo un pochettino pesante siamo abbastanza preoccupati. Si lavora per una soluzione per evitare disagi a lavoratori e soprattutto cittadini. La missione Speranza e Carità, fondata da Biagio Conte, avrà un nuovo spazio dedicato all'accoglienza dei bisognosi, consegnato a Palermo alla presenza del presidente della regione Renato Schifani. Il padiglione ex aeronautica permetterà di portare avanti l'impegno del frate missionario nei confronti dei più deboli. Marco Gullà. La missione Speranza e Carità di Biagio Conte da oggi avrà un nuovo spazio. La Regione Sicilia ha infatti consegnato il padiglione ex aeronautica riqualificato nella sede di via Decollati a Palermo. Un padiglione che permetterà alla missione, fondata dal frate missionario Biagio Conte, deceduto lo scorso gennaio, di allargare le maglie dell'accoglienza. Siamo sempre aperti a questo, perché continuamente siamo sollecitati, quotidianamente si può dire, o da arrivi o da situazioni varie, chi ci chiama da Arezzo, chi ci chiama da una parte e dall'altra, per poter dire sempre anche il nostro sì, il nostro benvenuto a ogni fratello che possiamo accogliere sempre nella fratellanza. Una donazione voluta e richiesta esplicitamente dal Presidente della Regione, Renato Schifani. A lui regaliamo, al suo impegno, alla sua fede, a quello che ha fatto per i poveri e continua a fare dall'alto dei cieli, regaliamo questa nostra iniziativa che gli avevamo promesso. È una promessa mantenuta, ma non ci fermiamo qui, continueremo ad essere vicini alla Fondazione Biagio Conte, al suo operato, alla sua memoria. Questo nuovo padiglione ha un efficientamento energetico che permetterà alla missione di risparmiare sulle utenze. Noi abbiamo deciso di intervenire proprio per cercare di risolvere alla radice il problema. E i miei tecnici della Regione affermano che già il 70% delle utenze elettriche verrà assorbito e verrà realizzato attraverso questi pannelli, quindi il costo si ridurrà di almeno 2/3 rispetto al passato e questo sicuramente è già un contributo indiretto ma continuo, non ci sarà più quella richiesta che avviliva certe volte fratello Biagio a dover chiedere aiuto alle istituzioni
perché non si poteva. Noi abbiamo anche deciso, e lo abbiamo già fatto, di estinguere in buona parte il debito che questa struttura aveva nei confronti dell'Enel. E Don Pino Vitrano, che ha preso le redini della missione, alla domanda cosa penserebbe Biagio Conte in una giornata così importante, risponde così. Oggi sarebbe chiaramente felice di vivere anche questo momento di quello che è stato fatto, ecco, da parte della Regione come segno di aiuto alla missione, anche di aiuto e di apertura a tutta la città. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, manca poco meno di un mese all'inizio degli esami di maturità che torneranno alla forma pre-Covid. Conta la rovescia per la prova scritta che coinvolgerà 500.000 di studenti italiani. Siamo andati in un liceo catanese a vedere come si preparano i ragazzi e a scoprire il tototema. Eva Spampinato. Manca meno di un mese agli esami di maturità e gli studenti affrontano il rush finale che li porterà alla prova d'esame che quest'anno torna nella forma pre-Covid. Cambia qualcosa per quanto riguarda le materie di indirizzo su come si svolgerà la prova scritta. La commissione il trattamento degli esami è ormai quello antecedente appunto la pandemia. La commissione sarà costituita appunto da 3 commissari interni e 3 commissari esterni e il presidente che è sempre stato esterno. Il 21 e 22 giugno 500.000 di maturandi italiani sarà alle prese con le 2 prove scritte a carattere nazionale stabilite dal Ministero, seguite da un colloquio. Noi siamo entrati in un'aula del liceo classico Cutelli di Catania dove gli studenti segnano i giorni che mancano alla fatidica data, mentre i professori danno i consigli pratici per affrontare un mese cruciale. Il consiglio pratico può essere soprattutto un consiglio di tipo metodologico e quindi dopo un primo ripasso fatto in termini cronologici generali sarebbe sicuramente più utile, ma già immagino l'abbiano fatto già tutti quanti, provare a mettere già in pratica la ripetizione per nodi tematici. Non è ancora scattato il tototema, ma i social lanciano già i primi pronostici sulle possibili tracce dello scritto d'italiano. Si pensa a D'Annunzio, a Gabriele D'Annunzio, oppure c'è chi pensa a Pirandello come traccia in prosa, oppure è possibile anche Italo Svevo. A farla da padrone è TikTok, dove gli argomenti a tema maturità diventano virali. Secondo me però quello più probabile in assoluto è proprio lui, Italo Svevo. Quest'anno infatti si festeggiano tondi 100 anni dalla pubblicazione della Coscienza di Zeno. Quello che ti preoccupa di più? Certamente la traduzione credo sia la parte che preoccupa un po' tutti quanti più rispetto al resto dell'esame. Ma a preoccupare molti studenti dell'ultimo anno sono anche i test d'ingresso nelle diverse facoltà universitarie. I ragazzi dell'ultimo anno sono estremamente tartassati dal problema dei test, dei TOLC e questo è un sistema che purtroppo depotenzia enormemente lo studio e anche la serenità con cui studiare l'ultimo anno delle scuole superiori. E questa edizione del nostro telegiornale termina qui, continueremo a tenervi aggiornati sui risultati delle amministrative in Sicilia dopo il telegiornale a partire dalle 20:45 nello speciale di Luca Celiberti. Buonasera.